Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Qualcosa di straordinario sta nascendo dietro le quinte del Napoli. Il Napoli è interessato all'ala danese Patrick Dorgu, attualmente in forza a Lecce. Ma il prezzo richiesto dal club salentino è alto, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Dorgu, che ha attirato l'attenzione di grandi club di Premier League, è anche nel mirino del Napoli. Ma per chiudere l'affare il club azzurro dovrà essere disposto a fare un investimento importante. Secondo Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, il Lecce vorrebbe realizzare una plusvalenza record dalla cessione del giovane talento, che nell'ultimo anno ha già suscitato l'interesse di club come Tottenham e Chelsea. Dorgu è un giocatore versatile, che può operare sia in attacco che in difesa. E possiede capacità tecniche e fisiche impressionanti per la sua età, che lo rendono una grande promessa. Di recente ha dichiarato che Dio ha voluto che giocasse a calcio e il suo potenziale sembra giustificare l'interesse di diverse squadre. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Pensate che il Napoli debba investire questa cifra significativa per portare Dorgu? O sarebbe meglio cercare opzioni più accessibili sul mercato? Sarebbe l'acquisto ideale per il club? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e, naturalmente, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per seguire altre notizie e aggiornamenti sul nostro amato Napoli.